La terza commissione consigliare ha licenziato il provvedimento che va a modificare la legge regionale 50, modifica propedeutica alla presentazione della nuova proposta di piano faunistico venatorio da parte della Giunta regionale. Ci auguriamo che adesso la Giunta celermente faccia pervenire in Consiglio la proposta di nuovo piano faunistico per poterla approvare in tempi celeri e farla entrare in vigore con la stagione venatoria 2018-2019. Abbiamo contestualmente dato notizie anche dell'avvenuto pronunciamento da parte della Corte Costituzionale con sentenza 164 della dichiarazione di illegittimità costituzionale per alcune norme che sono state approvate dal Consiglio, una delle quali che riguarda la mobilità per la caccia alla selvaggina migratoria, ma altre 4 che riguardano l'attività venatoria come l'addestramento cani oppure la possibilità di recuperare la selvaggina ferita con l'uso della barca. Emendamenti che sono stati presentati dal Partito Democratico e dal gruppo dei Tosiani, quindi su 5 provvedimenti uno solo riguardava la mobilità per la caccia migratoria, mentre gli altri 4 sono stati presentati e fatti approvare dalle opposizioni. In tutti i 5 casi la Corte Costituzionale ha detto chiaramente che bisogna riformulare le norme in modo tale da renderle compatibili con la normativa statale. Un importante pronunciamento sempre della Corte Costituzionale ha sancito che negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini i comitati direttivi possono accogliere la rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale.